Parliamo di rugby. Siamo in collegamento con Ennio Tessarin, direttore sportivo della prima squadra del rugby paese. Direttore, innanzitutto, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a lei Beatrice, grazie, grazie ancora. Grazie a lei, naturalmente. Direttore, allora, l'anno scorso avete chiuso il vostro girone in testa alla classifica, poi però avete perso contro Parma i playoff dei gironi territoriali. 2 anni fa invece non siete riusciti a fare il salto, questa volta con il Biella. Anche nella prossima stagione sportiva proverete a fare il salto di categoria? Allora, diciamo che gli ultimi 2 anni sono stati degli anni, io direi, permetto di dire, ottimi, fantastici sotto tanti punti di vista. Contro il Biella ci è mancata una meta per riuscire ad andare alla finale per il salto in elite, però merito al Biella che ha fatto un percorso importante. L'anno scorso diciamo che è iniziato un programma che noi abbiamo definito un triennale di crescita per l'inserimento continuo ogni anno di giovani ragazzi che provengono appunto dalla giovanile, e diciamo che poi il campo ci ha dato ragione perché la crescita e il lavoro che è stato applicato ha portato a questo risultato. Però diciamo che ci siamo dati un programma per triennale iniziato l'anno scorso, proseguito quest'anno e che continuerà il prossimo, proprio per riavere le condizioni per poter puntare in alto. Ecco. Quindi poi il campo deciderà lui se arriveremo primi, secondi, terzi, quindi a noi interessa innanzitutto rimettere le basi per far crescere i nostri giocatori. Certo. E parlando dello staff tecnico, coach Federico Dalla Nora ha lasciato la guida della prima squadra del rugby paese dopo 2 stagioni sulla panchina del vostro club. A livello di staff tecnico, come head coach ci sarà Mattia Geromella. Ci racconta questo cambio e anche la composizione del resto del gruppo degli allenatori della prima squadra? Beh, innanzitutto ho un sentito grazie a Federico Dalla Nora, che comunque ha lasciato il segno sotto tanti punti di vista. Abbiamo avuto una enorme soddisfazione a lavorare con Federico, senza dubbio. Senza dimenticare poi quelli che sono stati Bosco Tommaso, e Pucci e altri allenatori che comunque sono passati l'anno scorso e sono riusciti a dare a noi e ai nostri giocatori quello che gli avevamo chiesto, quindi crescita, impegno, dedizione, cioè tutte quelle cose che in questo gioco sicuramente servono. Da quest'anno abbiamo fatto delle scelte diverse perché riteniamo che Mattia Geromel innanzitutto abbia raggiunto quella maturità pronta per affrontare anche un campionato di senior. Senza dubbio molto impegnativo per lui, però lo stiamo supportando sotto tutti i punti di vista per metterlo nelle condizioni di continuare ad esprimersi così come si è espresso prima da giocatore, poi da allenatore delle giovanili e adesso da allenatore di prima squadra. E quindi abbiamo ritenuto metterlo alla prova, ma premiarlo anche per quello che ha dimostrato fino ad oggi. E sarà coadiuvato da Augusto Allori per quanto riguarda i punti della mischia e delle touche, e poi confermato anche Filippucci Marco per quanto riguarda i punti di incontro e la difesa. Abbiamo chiesto anche al nostro buon direttore tecnico Fabio Semenzato, vista la sua esperienza e vista la sua presenza continua in questa società ormai da un po' di anni,
di dedicarsi un po' di più anche lui, non solo come preparatore, non solo come direttore tecnico, ma anche in campo come allenatore con la prima squadra. Insomma, ecco, questi, pensiamo che sia uno staff tecnico all'altezza degli ultimi anni che abbiamo trascorso e che sia in grado soprattutto di trasmettere a tutti quanti gli atleti tutto quello che riguarda la tecnicità, la preparazione atletica e l'apprendimento del campo, insomma. Ecco, queste sono state le scelte. Parlando appunto della rosa, sono arrivati come giocatori nuovi due mediani di mischia, nella fattispecie Garbisi e Russi, poi il centro Tronchin. Per quanto riguarda invece gli avanti, il pilone sinistro Ceccato, il tallonatore Pierre Zanatta ed il flanker Furlan. Un innesto quindi di 14 giocatori provenienti dalle giovanili. Una rosa che, se non abbiamo fatto male i conti, complessivamente è composta da 52 giocatori, che è parecchio. Come è andato il mercato in generale quest'estate e in particolare chi avete salutato, oltre naturalmente ad aver accolto i giocatori che abbiamo elencato? Allora, sì, mi riallaccio un po' a quanto detto prima. Nella fortuna e nell'impegno di creare un settore giovanile per noi molto importante. Ricordo che anche quest'anno avremo due squadre dell'Under 18, avremo circa 62 tesserati, abbiamo un Under 16 che l'anno scorso ci ha dato molte soddisfazioni e quindi dare la possibilità a questi giocatori, una volta usciti dal settore giovanile, di trovare degli spazi anche in prima squadra. Quindi, rilacciandomi a questo, diventa naturale pensare di avere parecchi ragazzi, anche molto promettenti, mi permetto di dire, nel roster della prima squadra. Eh, Purtroppo ci siamo trovati in una situazione in cui, mi riferisco ai mediani di Mischia, uno per scelte personali che lo hanno portato molto probabilmente a smettere di giocare, che parlo di Cervellin Elia, che è stata un'esperienza fantastica con lui, sia quella di De Nobili Daniel, che alla fine mi pare sia andato a giocare a Vicenza. È ovvio che ci siamo trovati un po' scoperti e quindi ci siamo messi un po' sul mercato, soprattutto su un ruolo importante come quello del mediano di Mischia. Quindi siamo venuti a contatto con i due ragazzi, Garbisi e Russi, che hanno accettato molto molto volentieri di entrare in questo progetto. Ceccato è un rientro, diciamo, dopo lunga data, considerato che lo abbiamo sempre considerato un nostro giocatore, così come per quanto riguarda Pier Zanatta. Furlan è un bravo ragazzo che proviene dal Montebelluna, è un 2004, che ha tentato l'anno scorso, dopo un anno di fermo perché si era fatto male il ginocchio, però abbiamo deciso di tenerlo ancora a Montebelluna e quest'anno di ridargli un'altra possibilità. Tronchin è secondo me un ottimo acquisto, un'ottima promessa, giovanissimo, ma sia tecnicamente che fisicamente diciamo che puntiamo molto su di lui, insomma, ecco. Questa è un po' stata, non siamo andati oltre sul mercato perché, ripeto, abbiamo bisogno di far crescere i nostri ragazzi, ne abbiamo tanti, hanno bisogno di crescere ed è giusto che sia così, insomma. Quali altri giocatori, secondo lei, potranno fare la differenza? Ma allora, senza dubbio, tutti quei giocatori che ormai fanno parte della prima squadra da 3, 4, 5 anni sono molto importanti. Parlo del Cenedese che nonostante la sua età ancora
quest'anno mi ha dato conferma di volersi impegnare al 100%. Parlo di Artico, di Sarrotti, di Baldissera, che sono un po' l'ossatura, insieme al capitano Sartori, di questa squadra. Più che i singoli, io penso che così come l'anno scorso, anche quest'anno sia il collettivo che ci permetterà di fare la differenza. Perché abbiamo avuto anche una buona crescita dei 2005-2006 che sono stati inseriti l'anno scorso, che sono cresciuti molto e che la seconda parte di campionato hanno presenziato per il 60-70% in quasi tutte le partite. E sicuramente io penso che il collettivo senza dubbio, più che il singolo. Sappiamo che è uno sport dove il collettivo è quello che fa la differenza. Poi ci sarà qualche giocatore che riuscirà a esprimersi in maniera migliore. Io sto pensando al rientro di Sottana che dopo un anno di elite con il Vicenza torni a paese con un bagaglio di esperienza da mettere a disposizione che possa veramente fare la differenza, sia uno tra questi sia Sottana, insomma. Ma in generale che tipo di gioco vi aspettate di poter esprimere nel prossimo campionato? Ma io penso che riusciremo a esprimere un gioco buono, ottimo, basato soprattutto sulla velocità nella seconda parte di campionato. La prima parte di campionato sarà molto simile a quella che abbiamo fatto nell'ultima stagione. Eh, Ci sono dei ragazzi molto promettenti, ci sono questi pochi nuovi innesti, ma che comunque secondo me riusciranno a dare una spinta importante alla squadra. E quindi un inizio di campionato, non dico con il freno a mano tirato, ma con l'obbligo di mettere a posto un po' tutti questi nuovi inserimenti e, e poi un'accelerata nella seconda parte di campionato, senza dubbio. Questo penso che sia il gioco che riusciremo a esprimere. Quali saranno, direttore, le avversarie più toste che troverete sul vostro cammino? Ma io penso che il nostro girone sia un girone molto molto equilibrato. Mm, c'è il bel rientro e piacevole rientro del Sandonà, senza dubbio, società storica che avrà voglia di dimostrare anche da quest'anno che si merita di rimanere in questo campionato. Io onestamente penso che Feltre possa essere una squadra molto, molto impegnativa. L'ho già vista l'anno scorso, formata da un gruppo di giovani molto forti, molto decisi, molto impegnati e anche fisicamente e mi sono molto piaciuti. Ma penso che poi alla fine sia molto molto equilibrato. Tarvisio, Casale, noi, Villorba, Feltre, Badia. Io penso che sia un girone dove le differenze saranno minime e la vittoria da una parte o il perdere dall'altra sarà dettato da lievi differenze, secondo me. È molto molto equilibrato. Per quanto riguarda invece la preparazione prestagionale, come viene impostata? Allora, noi abbiamo ripreso con la parte atletica, palestra, già dai primi di fine giugno e primi di luglio. Quindi quasi tutti i ragazzi, fatto salvo quelli che per impegni di famiglia o altro
non erano presenti, ma l'80% dei nostri ragazzi sono stati impegnati per 3 volte alla settimana con una preparazione di atletica non indifferente. Adesso abbiamo terminato, riprendiamo lunedì, ok, con tutti i presenti, dove oltre all'aspetto atletico si inizierà con il reparto, inizieranno poi le amichevoli e quindi conto che una preparazione iniziata un mese e mezzo fa ci permetterà di poter continuare abbastanza serenamente il campionato. Per quanto riguarda invece la struttura societaria, come siete organizzati come società, appunto, e qual è l'attuale vostro organigramma? Allora, come società noi siamo, mi permetto di dire, una delle società più complete nel territorio, nel senso che al di là della prima squadra che milita in Serie A, abbiamo due under 18, una che farà il meritocratico e una che farà l'elite. Abbiamo l'Under 16 che farà l'Elite, abbiamo l'Under 14 con 2 squadre, poi tutto quanto il mini rugby, ok, dalle prime mete fino all'Under 12, il settore femminile con l'Under 14, l'Under 16 e il rugby integrato con i ragazzi che hanno svariate disabilità. E quindi diciamo che da questo punto di vista ci riteniamo sufficientemente completi. Per quanto riguarda l'organigramma, noi vabbè, abbiamo il nostro amato presidente Pierluigi Pozzebon, per quanto riguarda tutta l'attività del rugby paese, coadiuvato dal vicepresidente Fabio Favaro, da me come direttore sportivo della prima squadra e poi il mini rugby, invece il presidente, come si chiama? Il presidente Pancott, ok, che segue tutto quanto la parte del mini rugby. E abbiamo una struttura, io direi, sufficiente per poter affrontare tutti questi impegni, anche se devo dire, nonostante i 4 campi, nonostante la palestra, nonostante gli spogliatoi, diciamo che la continua crescita di ragazzi che entrano nella società rugby paese a volte ci crea delle difficoltà non tanto per seguire gli allenamenti, ma soprattutto per le partite domenicali, perché ci si trova poi con 2, 3, 4 incontri tra sabato e domenica che a volte ci mettono un po' in difficoltà, però ce l'abbiamo sempre fatta e ce la faremo anche quest'anno, insomma. Una ultima cosa per concludere, direttore. Lei, come sa, la Federazione Italiana Rugby ha preso atto nei giorni scorsi della decisione della società Verona Rugby di non proseguire l'attività seniores per la stagione sportiva 2026-27 e di conseguenza ritirando la prima squadra dal campionato italiano di Serie A maschile. Ha fatto sapere che il Consiglio federale ha conferito all'area tecnica mandato per avviare a breve un percorso progettuale che nel rispetto delle carte federali garantisca maggiore equilibrio e sostenibilità dell'attività domestica per le prossime stagioni. Lei che idea si è fatto di quello che è accaduto e soprattutto, secondo lei, non è il caso, non sarebbe il caso di riformare i campionati diminuendo il numero di squadre di Serie A? Allora, innanzitutto è veramente un peccato aver perso una società come il Verona, perché comunque penso che la proprietà abbia investito e abbia cercato di dare una impronta al rugby diverso. E quindi ci dispiace per ciò. Poi noi pensiamo che il rugby al nostro livello debba essere aiutato dalla federazione proprio per
avere la certezza che possa essere sostenibile da tutte le società che vogliono partecipare. Il fatto di avere una Serie A divisa tra tre gironi interregionali e un girone a livello nazionale l'abbiamo vissuto sulla nostra esperienza 2 anni fa e secondo noi non è che questo permetta di alzare il livello, anzi già dall'anno scorso ci siamo accorti che il livello si è abbassato nel girone 1 abbastanza perché si sono trovate praticamente due squadre a giocarsi il passaggio. Senza dubbio, la federazione deve dialogare un po' di più con le società di base, con le società che partecipano attivamente a questo sport per capire esattamente quali possono essere i limiti per poter sostenere un campionato. Io penso a società come il Pesaro, penso a società come la Romagna, penso a società di quelle parti qua, che sforzi devono assolutamente fare per riuscire a portare a termine un campionato, che non sono solo a livello di roster di giocatori, ma sono soprattutto a livello di carattere logistico. Un Alghero che si trova quest'anno a fare il girone 1 della Serie A, tutte le trasferte saranno molto molto impegnative. Il Pesaro che ha accettato anche lui di entrare a fare il girone 1, ho sentito il presidente, dice sarà molto impegnativo dal punto di vista di sostenibilità. Io penso che portare il campionato facendo 4 gironi interregionali che permetta a tutti di poter giocare serenamente, riuscendo a sostenere economicamente le trasferte, oltre che l'organizzazione di gioco, sia la soluzione a questi generi di problemi. Purtroppo durante l'anno abbiamo visto cosa è successo oltre che al Verona ad altre società e non penso che questo faccia bene al movimento. Bisogna trovare delle soluzioni o bisogna trovare delle motivazioni da parte della federazione che possano in un certo qual modo aiutare quelle società che devono portare avanti questo sport. Sono sconfitte non solo per il Verona, non solo per il Colorno, non solo per quelle società in cui ci siamo trovati, è una sconfitta per l'intero movimento. Quando sentiamo queste notizie sicuramente qualcosa non funziona, bisogna sicuramente intervenire. Chiarissimo. E dunque per aver parlato a tutto tondo del rugby paese, nonché anche della situazione del rugby per quanto riguarda la Serie A del rugby italiano, intendiamo ovviamente, ringraziamo di cuore Ennio Tessarin, direttore sportivo della prima squadra della rugby paese, per essere stato con noi. Ringrazio voi dell'intervista e ci diamo appuntamento, come dico sempre, ci vediamo per campi. Ok.